Seconda giornata nel girone B di Serie C del campionato femminile. Il Padova fa il proprio esordio casalingo dopo l'ottima prestazione della prima giornata, quando ha vinto 4-3 in casa dell'Unterland Amen. In via Vermigli però arriva il Vittorio Veneto per quello che ormai è un grande classico, un grande derby del nord-est. Partono meglio le biancoscudate con Fabruccio che si vede respingere due conclusioni, poi riesce ad andare al tiro con il destro, la palla però termina fuori. Il Vittorio Veneto è una delle grandi candidate alla promozione in Serie B, al 13° al tiro per la prima volta con De Martin. La sua conclusione però sfiora il palo. 22° minuto, Piai riesce a trovare questo Pertugio, il suo destro è molto angolato, piega le mani di Paccagnella e così la Permac Vittorio Veneto trova il vantaggio a metà del primo tempo. Rivediamo questo bel diagonale di destro, 1-0 per le rosso-blu, ma il Padova gioca bene nel primo tempo, non ci sta, cerca anche il pareggio. Fabruccio trova quest'ottima imbucata per Greta Ponte, il suo tiro è respinto così dal portiere. Ancora Padova, ancora con Ponte che trova lo spazio per girarsi con il destro, la palla però termina fuori. Il finale della prima frazione però è tutto del Vittorio Veneto, prima questa spettacolare acrobazia di Piai che finisce alta, poi nei minuti di recupero ancora Piai ci prova con il sinistro, para Paccagnella. Nella ripresa però nel giro di 5 minuti chiude il discorso la Permac Vittorio Veneto, prima al quinto con questo splendido gol di Tommasella, un destro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali, poi passano 60 secondi ed ancora Piai, una bipera in area di rigore, a segnare così la sua doppietta con il sinistro. In pratica inizio ripresa, la gara termina, il Vittorio Veneto si porta sul 3-0, il Padova comunque non molla, ci prova Favero, bella il suo dribbling, un po' lenta però la conclusione. Nei minuti finali sotto una pioggia battente c'è spazio ancora per Piai che sfiora la tripletta, questo tiro che colpisce il palo, finisce quindi 3-0 per il Vittorio Veneto che vola a punteggio pieno in testa alla classifica. Il Padova resta a 6 punti e proverà a rifarsi la settimana prossima in casa dell'Osio.